Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Lingua di menta fra i denti, pensieri distanti da te ormai. E dissetante gustarsi la gente tranquillamente così. Respirerò tutta l'aria che c'è, notte a sorpresa, lontano da casa, mi prende e mi dà questa grande città, come una donna mi tenta e diventa quella malinconia, poesia e fantasia. Piazza spazzata dal vento, io sono contento di me perché vivo, mi basto e mi spendo nel mondo anche senza di te ormai. Luna sorride tra nuvole rare, traccia le strade per me. Tutti con noi a casa insieme. Respirerò tutta l'aria che c'è, notte a sorpresa, lontano da casa, mi prende e mi dà questa grande città, come una donna mi sente e diventa quella malinconia, poesia e fantasia, quella malinconia, poesia e fantasia. Quella malinconia, poesia e fantasia. Quella malinconia, poesia e fantasia. Quella malinconia. Alessia Chelucci. Sì, buonasera Peiretti. Posso scendere? Scendi Sto qua, perché mi è arrivata scendo. un po' di toste. Oh, Scendi proprio mannaggia. sul momento così. Buonasera amici a casa, buonasera e benvenuti, buona settimana, buon inizio di settimana qui in casa Peiretti. Chelucci, dia i numeri perché io dotto sì, capita. 3480 40 348 80 40 254 è il numero per ricevere i vostri messaggi. Basta ancora, vado avanti. Sono lo vivo, ripeto. no, Sei sono vivo, sì. sono vivo. Amici a casa, oggi è un gran giorno per casa Peiretti. Cambia il nostro giochino, restano sempre però i grandi regali che facciamo. Quindi non è più il personaggio misterioso da indovinare, ma bensì la canzone misteriosa. Tra un po', guarda cosa regaliamo questa settimana. Unic Pels, siero contorno occhi. Il siero contorno occhi che Wow. è pazzesco questo prodotto, amici. Noi lo regaliamo. Come fare per vincerlo, amici a casa? Dovete ascoltare le prossime note che andiamo a dare. Proprio sono questi
3-4 secondi del prossimo brano e mandarci un messaggio con il titolo esatto della canzone e il vostro nome, ok? Non basta solo il titolo. Quindi siete pronti per giocare con noi? Iniziamo subito questa a giocare, anche perché non è facile. Man mano allungherò un po' la canzone, ok? Sì. Ci proviamo, che Lucci? Vediamo un po' Sì. cosa succede ai nostri amici a casa, però per fare questo devo cambiare il microfono, perché devo essere molto attento tra spostare qui. Attenzione amici a casa, pronti? Qualsiasi cosa state facendo, lasciate stare, perché è adesso che è importante. Ecco il brano misterioso di questa sera. Basta. Sì, Lo vabbè. facciamo sentire ancora una volta, dai. Ancora una volta, vai. Facile, eh? Sì, stasera sì. Basta, io direi che abbiamo già aiutati abbastanza. Tantissimo. Se avete una minima idea di quale possa essere il titolo esatto di questo brano, mandateci un messaggio al 348 80 40 254. Noi tra tutti i messaggi arrivati corretti li mettiamo tutti dentro l'ampolla, e poi la Chelucci Juanita va a prendere un messaggio e subito dopo la puntata chiamiamo noi. Bene, vuoi anche chi la canta o solo il titolo? No, basta il titolo, purché il Sia titolo corretto. sia esatto, sia Bene. corretto. Perché comunque sia, in casa Peretti è bello, perché permettiamo ai nostri amici non solo di vincere, ma anche di sognare. Cantate con noi, a tutti a casa, tutti! Sveglio sempre come una mattina, senza sapere mai che cosa fare. Faccio 2 passi e poi ritorno giù a dormire. Non c'è più niente che mi fa impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire. Cantate con noi! L'unica cosa bella è dormire, dormire, dormire e sognare, 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 sognare dei topi che mangiano gatti o dei petti rossi che mangiano falchi e poi rubare vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi a piedi nudi sopra i sassi, vivere adesso e non domani come gli zingari sul prato, bere la pioggia dalle mani, senza tempo e senza nome. Senza tempo e senza nome! Senza nome. Passeggio tra la gente per le strade, tra quella scia quella delle borgate, mi siedo stanca e indifferente. Mi sono messa troppo oro addosso e si avvicina un tipo brutto e grasso. Mi chiede se lì vicino c'è un gabinetto. Sarà meglio sognare, 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 sognare dei topi che mangiano gatti o dei petti rossi che mangiano falchi e poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi a piedi nudi sopra i sassi,
Che poi davvero cos'è la normalità? Secondo me è una cosa fasulla. Nessuno di noi è normale, tutti noi abbiamo delle caratteristiche, delle differenze, meno male che sia così, tranne i cinesi, quelli sono tutti un po' uguali, tutti proprio... Ma non è vero, non è vero, cambiano anche... vero. Posso salutare la mia amica la Certo. classica mia amica cinese, Sì, bravissima per di più. Andava a scuola con te? Sì? No, fa massaggi cinesi. proprio. massaggi cinesi. Si chiama Iwoi Ci segue tutte le wow. sere, anche quando è lì che massaggia guarda Casa Peiretti. Sicuramente. È poco credibile la cosa. No, ci guarda che è credono arrivato tutti. a trovarci. Ciao, Blasone. Eccolo qua. Blasone ogni tanto dice: ma perché non mi mandi mai in onda? Guarda, sei in onda. Oggi posso prendere in braccio, sono vestito di bianco, non si vedono i peli. miliardi di peli che mi lasci tutte le volte che ti prendo in braccio. Adesso però facciamo ancora sentire una volta la canzone misteriosa per chi si fosse collegato soltanto adesso, quindi un po' in ritardo. Mando in onda 3-4 secondi di un brano. Se avete un'idea di che brano possa essere, mandateci immediatamente un messaggio al 348 80 40 254 e noi vi regaliamo il contorno occhi del nostro sponsor, la Unipers. Pronti amici? Questa volta ve lo faccio soltanto sentire una volta. Adesso. Basta. E la regia mi ha dato un suggerimento. Sì. Mi raccomando, non basta il titolo esatto, va anche il nome. Ah, ci sta. Sì, beh. perché sennò almeno possiamo ringraziare qualcuno, anche perché dopo dobbiamo telefonare noi a casa del vincitrice. Certo, se no chi chiamiamo? Chi è? Non lo so, chi è? Non lo so, sei tu? E andiamo avanti un quarto d'ora, Certo. ha chiamato lei, sì, ma chi è? Non va molto bene così. Lui chi Adesso è? però ci scateniamo un pochettino perché arriva un brano tutto ritmato di Tullio D'Episcopo, Andamento lento, cantate con noi, tutti! Ma senti sto Tullio, Anch'io voglio l'asta qui davanti. Oh. Tanto non si vede sul bianco, vedi? Sparisce l'asta. Cioè il microfono tiene su da solo. Tutti a casa con noi! Scivola come un'onda libera, ti porta via. Andamento lento, questa melodia, risonanze nere senza ipocrisia. E andare un po' più in su, vieni con me, oh, vieni con me, oh. Adelai, vieni appresso a me. Show me the way, oh, show me the way, oh. Adelai, boom, boom. Andamento lento! Qua siamo negli anni 60-70. Sì. Magico e suadente questo ritmo. Ed è finita così. Sarà vero? Non lo so. È libero, magico e suadente questo ritmo che vibra sotto pelle eccitandoci. Picchio sempre forte, non mi arrenderò. E andare un po' più in su, vieni con me, oh, vieni con me. Adelai, vieni appresso a me. Show me the way, oh, show me the way, oh. Adelai, boom. Adesso però dovete cantarla voi, Voglio sentire il coro di tutti i miei amici a casa. Va bene? Popolo di Casa Peiretti. Vieni con me. Adelai, vieni appresso a me. Show me the way, oh, show me the way, oh. Adelai, boom. Perché questo batterista si faceva sentire. Accidenti. Senti che faceva botta. sentire. Andamento lento. Andamento lento. Andamento lento. Andamento lento.
giro come direbbero nelle balere, dai. O alle giostre. Vai signora, alza la gamba. Vieni con me. Oh, vieni con me. Oh, Adelaide, vieni appresso a me. Show me the way. Oh, show me the way. Oh, Adelaide, boom, 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 boom. Senza offesa, Juanita, dica. la sfumo un po' perché dura 7 ore ancora e ripete andamento lento, Ma andamento così la lento. imparano? Ma credo che l'abbiano tranquillamente imparata. Ok. So che la regia mi sta scrivendo che stanno arrivando tantissime delle vostre risposte, alcune giuste, alcune no. No. Però prima di andare a lanciare la pubblicità, giochiamo ancora. Faccio ancora sentire un pochettino di questo brano, è famosissimo, eh? Sì. Pronti amici a casa? Eccolo qui. Guarda, per vincere il siero con Tonocchi gratuito, capisci? Certo, Ma sì. trovala un'altra trasmissione che così spediamo a casa, omaggiamo i nostri amici, purché stiano insieme a noi, per di più diventano ancora più belli. Omaggiamo. E a giugno cosa facciamo? Perché omaggio, va bene, scusa. Juanita, ascolta. Mi scusi. Basta. Dai, facile, basta. facile. Sì, diciamo che questa sera sono stato molto Come bravo. prima sera, sì. Ma sì, ma poi d'altra parte voglio far diventare belle e belli i nostri amici a casa. Non solo seguono Casa Peretti, quindi imparano tante canzoni nuove, diventano anche più Belli, certo. che già sono bellissimi. Guarda che bella la signora Maria. Bellissima. Guarda Beppe, guardalo il Beppe lì che sta cucinando. Bravo Beppe. Adesso noi ci fermiamo soltanto esclusivamente 3 minuti, poi un secondo tempo con tante novità, con tante canzoni, i vostri messaggi, insomma. Non cambiate canale mai. Adesso Juanita vi dice la classica frase per non cambiare canale. Vai! Non cambiate canale, no. restate sul 13. Ma qualcosa di un po' più... Non cambiare il canale. È il canale! È il canale. Vabbè dai, pubblicità. Meglio va. Eccola qui. Bentornati per questa seconda parte di Casa Peretti. Lo sapete ormai tutti che la nostra Alessia Cherucci da bambina aveva un gruppo preferito, ok? Che sono i Collage. E oggi mi ha preparato, codesta tanta donna, mi ha preparato un brano che dei Collage proprio io assolutamente non ne avevo la più pallida idea. Ed è bellissimo. Il titolo è S.O.S. SOS. Ma tanta in che senso? Tanta bellezza tutta racchiusa dentro di pensavo te, che tanta vedessi voce grassa. tutta racchiusa. Ma ascolta, Awani, eccolo qua. SOS College. Non mi ricordo più. Così come è nato. Così come è Ecco, nato. ok. Vamos. Mi colpì dolce con la sua magia, rischiarando in me le ombre del cuore. Mi colpì forte
che bella! Belle, Ma sì. immagina quanti ricordi hai fatto riaffiorare. Speriamo tutti belli. A tanti nostri amici a casa. Bravi, Sì. bravi loro coi messaggi, stanno arrivando tantissimi messaggi. Faccio ancora un riepilogo Va veloce bene, del vai. giochino, perché c'è ancora un po' di tempo. Sì? Amici, se indovinate questa canzone 348 80 40 254 scrivete il nome della canzone e c'è il titolo della canzone, il vostro nome e noi vi regaliamo l'Unic per Siero con Tornocchi. Eccola qua. Attenzione. Basta. Adesso però dobbiamo dire una cosa importante, anzi importantissima. Domani Rete 7 ha una grandissima esclusiva. Sì. La solennità di Maria Ausiliatrice, ma Sì. guardate questo promo, perché domani è una giornata molto molto importante per Rete 7 e anche per voi. Vai regia. Quindi c'è questo grande speciale, questo grande omaggio a Maria. Quindi mi raccomando, domani noi non andremo in onda proprio per dare Spazio. modo di stare tutto il giorno collegati per questa, chiamiamola festa, giusto? Sì. Juanita, per questa festa. Adesso però, a proposito di cose belle, anzi di cose bellissime, arrivano tutti i loro messaggi, quelli arrivati fin qui, poi continuate. Vai Fabrizio in regia. Andiamo a vederli. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi, di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va, forse di un attimo appena sarebbe come. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo, non sappiamo dove. Questa è una gran bella canzone, è dedicata ad un momento nero del nostro paese, un momento tragico dove tutta la canzone è un capolavoro del grande Giorgio Faletti, quindi te la ricordi Alessia, questa minchia signor Altro tenente, che. siamo usciti dalla centrale. Comunque andiamo anche a leggere il messaggio, vediamo un po', c'è il numero oggi e non solo oggi, bisogna ricordare quel suono orribile delle sirene di 30 anni fa. Un saluto a Casa Peretti da parte di Christian. Sì, anche se forse sarebbe meglio, più che ricordare certe cose, dovremmo dimenticarle e non vederle mai più. Bravo, Famiglia non viverle Peretti, più. la musica più bella del mondo. Enrico, sei grande, ciao, grandissimo amico Maurizietto da Villa d'Ossola o Villa d'Ossola che sia. Ciao, Maurizio, Maurizio. grazie. L'hai detto alla Benigni, l'hai detto. Maurizietto, vai. Melosi felici di Casa Peretti si ascolta sempre splendida musica. Tanti baci dal lago di Arona, Dani. Che bello Wow. il lago di Arona, quante trote ho pescato. Non è vero, però è bellissimo il lago. Come mai mi guardi così? No, che ti dirò che a me piace tanto il mare quanto i laghi. Chi se ne frega? Ah beh, grazie. Agli amici a casa lo dico a voi perché poi è un'antipatica. Un pensiero per i giudici, Falcone e Borsellino, familiari uomini della scorta, Ivano La Dispoli, grazie Ivano, noi scherziamo e ridiamo, però questa cosa Va ricordata, certo. va ricordata, certo, ma non siete solo bravi, siete anche belli. Un anonimo vecchio, un abbraccio Se mi mette un anonimo vecchio. vecchio come Sì. Renato Zero, vecchio sì, con vabbè. quello che hai da dire, non vale 4 lire. Grazie. Una cosa che manca ancora nella mia carriera è il duetto con la Chelucci. E sono già abbastanza vecchio. Bellissimo il Peiretti in bianco e nero. Sempre molto bravi Max e Vasco. Ma la prossima volta che ti invita sarà no, un onore, Max, ma- sarà un onore. Dove sta il problema? Buon inizio settimana cari Enrico e Alessia. Un caldo abbraccio da Fonsile Germano e benessere sia caro Enrico. Grazie. già, certo. Era il finale del mio spot con quella bellissima ragazza. Ti sposerò perché, lo dice Roberto da Nizza Monferrato. Quindi lui dice Ramazzotti. Chi lo sa? Se bastasse una canzone, lo dice Benny. Anche lui Ramazzotti. Quindi
2 voti su Ramazzotti, però attenzione, 2 canzoni diverse. Una Sì. Ti sposerò perché, l'altra vabbè. Ciao Enrico, sempre bravissimi. Secondo noi la canzone Ti sposerò perché, baci dalla famiglia Bizzarra, attenzione, prende il largo Ti sposerò C'è un perché. sorpasso. C'è un sorpasso, sì, esatto. La canzone è ecco, questo messaggio ad esempio non vale, è sbagliato, perché non c'è il nome. Io Lo so. voglio salutare i nostri amici a casa, ma senza il nome non mi piace. Non mi piace. Rinvialo, va bene, rinvialo. Rimandacelo. Posso dargli i numeri? 4 salvezza, il 7% moltiplicato per tutti i telespettatori di Casa Peretti che seguono la vostra trasmissione. Ciro, non ho capito niente di questo messaggio, ma ti vogliamo bene. Ma che non capisco un messaggio di Ciro è normale. Anzi, il 4 capisco anche il perché lui è Sì. amico di Davide e Nicola. E Stato male, per 4 volte di fila è riuscito a fare dei miracoli in Serie A. Complimenti al nostro conterraneo. Ciao Enrico, come sei bravo a fare i Pooh. Ciao Cocca, ieri ti ho visto a Ciri Bimbi, vostra fans Rebecca 2020. Grazie Revi, grazie mille. 2020 a 2 anni, quindi è proprio Amore. una creatura. Grandi Casa Peretti, un bacione. Grande Alessia che lucida. Elvis da Turin, grande Enrico, mi faresti sentire Con gli occhi miei di Dino. Va bene, la mettiamo in programma, magari mercoledì, e ricordiamo che domani non andiamo in onda per fare spazio alla solennità processione, di sì. Maria Ausiliatrice. Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché, lo dicono Giovanni e Maria. Bravo, Giovanni e Maria, Bene, bravi. Sì. bravi. Potrebbe essere. Ciao Enrico Peiretti, per me è Rosa Ramazzotti, ti sposerò. Manca il perché? Non so. Manca il perché. Antonio Primiceri di Rivalta di Torino, manca il perché, ma poi non è detto che sia giusta. Lo scoprirete soltanto nel terzo tempo, perché l'inizio del terzo tempo ci sarà il brano cantato. Ciao Alessia, ciao Enrico, un abbraccio. Tino e Betta, vostri mitici fans. Ciao Grazie. ragazzi, buona serata e buona settimana anche a voi. Musica è Musica è, lo dice, musica è un brano sempre di Ramazzotti, lo dice Tino, ma Ah, sei ragione. chi lo sa? Musica è. Hai ragione. Abbiamo capito, va bene. Ti sposerò perché, lo dice Teresa da Candelo di Ramazzotti. Anche Ragazzotti, volendo. Ragazzotti è riferita a noi. Bravissimi, belle canzoni, buona serata. E un caro saluto a Carla da Luserna, da Maddalena da Verbagna. Ciao Maddalena, posso salutare tutte quelle che si chiamano Maddalena? Ciao, Certo. ciao Maddalena, ciao, ti sposerò perché? Potrebbe anche essere giusto. Potresti vincere la nostra crema, il nostro prodotto, ma se non ti firmi non è giusto. Certo. Ragazzi, su, non mi fate inalberare, è un peccato. Ciao carissimi, mi fareste una sera ballando al buio? Ma certo, degli stadio, vorrei dedicarla a mio marito, grazie. Di solito è un brano che fa il nostro Bianchini, che ci sarà qua mercoledì, quindi la mettiamo in programma per mercoledì. Grazie a te, ti sposerò perché Eros Ramazzotti, lo dice Elena, la nostra Elena. Ciao, grazie. Ciao, buonasera da Alessandro Danone. La canzone Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. Ormai, Chiaro, pulito. ormai la gente vota Ti sposerò perché. Sì. Chi lo sa? La canzone è L'amico è. Un saluto a tutti voi, Carla di Luserna. Quindi no, usciamo da Eros Ramazzotti, andiamo dritti su Dario Baldambembo. Ma no, chi lo sa? Buonasera ragazzi, grazie anche a te, chiunque tu sia. Grazie. Ciao, siete fantastici e quando posso vi seguo sempre. Brava. Vi chiedo una canzone allegra per mia nonna, tipo Felicità di Albano e Romina Power. Oh, vediamo un po' in scaletta. Tante canzoni allegre questa sera non ci sono, però vediamo come fare, se non come si chiama la nonna? Non Come c'era si chiama? scritto. La canzone Ti sposerò perché, buona serata dagli amici di Ime Communication. Ciao amici di Ime Communication. I don't know. You know? I don't know You neanche know, io. vabbè. Ciao, saluto il mio amore Biagio. Ciao Biagio, te lo salutiamo. Possiamo salutarlo anche noi, il tuo Certo. amore Biagio? Comunque Biagio è fortunato, perché avere una compagna o un compagno che sia che manda un messaggio in diretta televisiva e lo chiama amore. Ciao Enrico e Alessia, la canzone Ti sposerò, puntini puntini, manca il perché. Giacomo e Silvana, perché non avete messo il perché? Perché non avete perché? Vabbè, pazienza. Un saluto grande. Ciao, io e mia nipote vi abbiamo scoperto da poco. Siete grandi. Come? Wow! Io voglio capire però il nome, come vi chiamate, come si chiama la nipote, come ti chiami tu. Io sono curioso di dove siete, ragazzi, dovreste allungare la trasmissione. Di Prendi più. di là e tira. Tira che Luci, tira che arriva il 901, no, non possiamo. Un saluto a Sergio e Giovanni, buona serata a tutti, salutiamo anche noi, sì dai, ciao Ciao, Sergio, ciao. Giovanni. Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. Ciao Enrico, Alessia da Anna Maria. Anna Maria, vota Ciao, Ti Anna. sposerò perché? Sarà quella? Non sarà quella? Avranno avuto ragione quasi tutti?
sarà Benny che è andato su un altro titolo, sarà Carla da Luserna che ha detto amico è. E AC Milan, ma questa è una novità. Chi è che ce la manda questa super novità? Ci sono Campione d'Italia del 21-22. Questa è una cosa. Ma lo sapevi tu? Che il No, Milan ha vinto no. il campionato? No, non lo Ma non lo ma sapevo, ma pensa te. pensa te, ero convinto lo vincesse l'Inter o la Juve, mi ero anche vestito di bianco e nero, ho detto lo sappiamo, complimenti Al Milan. all'AC Milan. Come mai si chiama AC? AC perché starnutiscono sempre. No, AC Milan. Associazione calcistica calcio Ilan. È Milan. Però perché- è I AC. No, I- ACM Milan. Cioè, allora sì, perfetto, ci siamo. Tutto chiaro. prossima volta la Luci vi spiega cos'è il VAR e subito dopo il fuorigioco, così facciamo sì e no le 4 del mattino. Andiamo avanti. No, dai, anticipiamo un pochettino la pubblicità. Sì. Nel frattempo vi faccio ancora sentire una volta il brano perché sono cattivo. Vediamo un po' se questo qua è il brano che avete scritto. Potete anche cambiarlo, Basta, dai, pubblicità, poi andiamo a cantare questo brano così i nostri amici vedono se hanno indovinato Sì, che o meno. Pubblicità. Eccoci di nuovo in onda. Cosa ce l'avevi col blasone? Sì, ti volevo dire attenzione al gatto che Aspetta ce l'hai. che tu hai l'eco, dimmi. Attenzione al gatto che ce l'hai dietro. Lo vedo, non pestarlo. di solito non ho il vizio di pestare i gatti, lo No, vedo. ma se non lo vedi può darsi che. Andiamo ancora a vedere un attimo cosa succede domani, un'esclusiva solo Rete 7. Vai Fabrizio. Vabbè. Voglio dedicare il prossimo brano a tutti coloro che credono per davvero. È una canzone scritta da Stefano D'Orazio in onore proprio di Maria, così vi facciamo già entrare un po' in questa grande giornata di domani qui sul canale 13 su Rete 7. E la canzone è Grande Madre. Eccola qui. Dimmi grande madre che sarà, che futuro avremo e chi ci aiuterà.
che futuro avremo e chi ci aiuterà. E adesso andiamo a leggere tutti i loro messaggi, gli ultimi per questo lunedì. Vai Fabrizio in regia. Ciao Enrico Peiretti, ciao Alessia Calucci, ciao Blasone, siete meravigliosi, buon inizio settimana ad Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. Grazie, guarda che bella foto ci ha scattato. Ciao Antonio, grazie. Ma che bello Blasone, che ma Blasone è pacioccone, proprio che bello, pacioccone. è bello. Ciao a tutti ragazzi, sempre bravi come sempre, lo dice Alex. Grazie Alex. Grazie Merci mille. beaucoup Alex. Ehi là, che bello sentirvi. Alessia, che bello sentire SOS, che bello avere informazione anche su eventi di fede come la festa di Maria Ausiliatrice. Grazie, baci, Patti 74. Ciao Patti, Ciao. grazie. Ciao. Sì, è vero. Non perdetelo questo appuntamento importantissimo di domani, un'esclusiva Rete 7. Say You Say Me, Lionel Richie. Sì, Luciano la sa. La sa Juanita, la sa Bianchini? Allora altra richiesta per mercoledì. Mamma mia, è già a ciao, posto. io e mia nipote vi abbiamo scoperto da poco, siete grandi, ma Ecco. grazie. Siamo Cristina e Federica da Giaveno, Torino. C'è il mercato del formaggio a Giaveno, è buonissimo. Un salutone, e poi non sai quanti funghi nascono a Giaveno. Sì, lo so. Proprio Giaveno. Say You Say Me, Lionel Richie, buona serata a tutti. Ciao Cristina, ciao Federica. Comunque hanno aggiunto il nome, hai visto? Ok, Grazie. bravi. Ciao Enrico, Alessia, da Rosi, Varese. Ciao. Rosi. Ciao cara. Ciao Eros Ramazzotti, ti sposerò perché? Un abbraccio Mochi. Grazie Mochi, grazie. Chi lo sa, tra un po' lo scopriamo, Qualche minuto e arriverà il brano. Chi lo sa? Per me la canzone Ti sposerò Ti sposerò non basta. Why? Eros Ramazzotti, Maurizio da Villa d'Ossola. No Maurizietto, manca un pezzettino. Fosse mai quella giusta. Caro Enrico, mi faresti sentire Spirito dei Litfiba? Grazie Francesco da Aosta. Un bacino ad Alessia Chelucci, unici bravi e meravigliosi. Ciao Grazie. Ciao Une. Ciao Une, mi piace tantissimo, Ciao, Une. però lo spirito dei Litfiba le devo studiare. Devo studiare. vabbè. Dei Litfiba so solo Regina di Cuori, però l'amico sarebbe un bel rinfresco su questo dono, a volte sottovalutato come l'amicizia, certo. Ha Saluti. ragione. Bravo. Teresio, giustissimo, noi ci concordiamo in pieno ciò che è scritto. Sì, vero. Allora, Comunque siamo lo so, che ci sono tanti funghi a Giaveno, lo so. Pieno. Dai, abbiamo ancora tempo di due brani. Sì? Il primo è Amici Mai e il secondo è il brano che ha vinto questa sera. Vai con Amici Mai. Ensemble, c'est le tuo plan. Ensemble? Oui, merci. Mi e ti? Sì. Ti e mi? Sono contento per qualcosa insieme. La si fa. Bene. Si canta. Questa sera non chiamarmi, no stasera devo uscire con lui. Lo sai, non è possibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori invincibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è possibile odiarsi mai, per chi si ama come noi, basta sorridere. No, non piangere, fai come faccio io.
amici a casa sono lì pronti. Come quando hanno il biglietto per la lotteria di Capodanno, più o meno, che devono aspettare l'estrazione dei numeri. La verità. La verità. Vediamo un po' qual è il brano misterioso di questa sera. E questo qui, cantatelo tutti insieme a noi. Avete vinto in tanti, ma davvero in tanti. Questa sera l'ampolla la si riempie di messaggi. Mi sposerò perché mi sai comprendere e nessuno lo sa fare come te. Mi sposerò perché hai del carattere quando parli della vita insieme a me. E poi mattini sai da far paura, tra il bianco e il nero della bronzatura. Ti sposerò perché ti piace ridere e sei mezza matta proprio come me. C'è in comune tra di noi più di una cosa sola. Ti sposerò perché Per esempio che della Juve sei tifosa. ti sposerò Non mi perché chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. E poi perché io so già che se litighiamo io e a te non stiamo mai più di un minuto col cuore arrabbiato. Ti sposerò perché ami viaggiare, poi stare in mezzo alla gente quando vuoi e sei di compagnia, si vede subito. Tanto è vero che il blasone t'ha preso in simpatia. Lo so. Sono straconvinto che sarà una cosa giusta. ti sposerò perché Sei un po' testona ma quel che conta è onesta. ti sposerò Per perché un tipo come me tu sembri fatta apposta. E poi perché se chiedo a te fiducia e un po' di libertà, non dici no, anche per questo voglio sposarti presto. Ha cantato per voi Alessia Chelucci. Grazie, buonasera a tutti, a presto. Vi sposerò perché, bravissimi, l'avete indovinata in tanti. Un nuovo gioco sarà qui per voi giovedì, quindi lunedì e giovedì. Domani non andiamo in onda, ma mercoledì ci sarà una grande puntata. Avremo il pianoforte, Piero della musica, Enzo Allasino alla fisarmonica, Luciano Bianchini alla chitarra, Valentina voce, zia Marta. Sarà una reunion di tutti noi. Vi aspetto mercoledì, mi raccomando. E un grazie a Fabrizio in regia e un grazie a tutti voi. Ci vediamo, se volete rivedere questa puntata, 23:30. Noi ci vediamo mercoledì. Grazie, ciao! Ciao, buonasera Alessia a tutti. Chelucci. Enrico Peiretti. Il